Hanno fatto ritorno all'isola di Murano, dove sono nati 100 anni fa. Stiamo parlando dei lampadari di vetro del municipio di Sant'Agostino, superstiti dopo il terremoto in Emilia dell'anno scorso. Ebbene, il consorzio Promovetro si è offerto di restaurarli gratuitamente. La barca passa dal Canal Grande, percorso d'onore per i lampadari del municipio di Sant'Agostino scampati al terremoto in Emilia-Romagna. Smontati, divisi in 32 scatoloni, tornano sull'isola veneziana di Murano, dove sono nati all'inizio del Novecento. Non tutti. Dei 4 che facevano corona al maggiore, uno è andato perduto nel crollo. Il consorzio Promovetro difende il marchio millenario di Murano dalla pirateria dei falsi, ha affiancato il salvataggio e si è offerto di restaurare gratis i superstiti. Vedersi davanti questo palazzo enorme con uno squarcio terribile in cui penzolava proprio nel vuoto questo lampadario, sinceramente. E prima ci hanno dato qualche indicazione, quando via via capivano l'importanza del lampadario che dovevamo andare a estrarre, hanno detto: signora, non si preoccupi, veniamo giù noi. Era il 4 giugno 2012 quando sotto il diluvio i vigili del fuoco di Ferrara riuscirono a staccare i lampadari. Il più grande pesa 4 quintali, è alto 5 metri. Le immagini del fragile colosso che esce dalla breccia nel palazzo pericolante hanno girato il globo. Progetto Una luce per l'Emilia, anche per Murano.